La macchina del vaccino anti-Covid si è messa in moto. Il Ministero della Salute ha iniziato a raccogliere i dati dalle regioni per predisporre la distribuzione secondo il fabbisogno dei singoli territori. Alla fine di quest'anno e l'inizio dell'anno prossimo, molto probabilmente le prime disponibilità, le prime consegne a livello nazionale, e queste si tradurranno poi alle distribuzioni a livello regionale. Non abbiamo ancora i numeri di quanti vaccini ci arriveranno, ma sono partite alcune rilevazioni. Quindi è partita una rilevazione che ci è stata inviata dal Ministero della Salute circa la possibilità di stoccare vaccini sia ad una temperatura inferiore ai 70-80 gradi, sia quella per i frigoriferi che vanno da 2 a 8. Quanto al vaccino antinfluenzale, indubbiamente si registrano delle difficoltà. La richiesta quest'anno è superiore, ma la produzione non sufficientemente adeguata, dato che era stata programmata su parametri del 2019 pre-Covid. Abbiamo fatto delle valutazioni ampliando, l'abbiamo detto più volte, allargando il numero di dosi di vaccino rispetto a quelle degli altri anni, ma abbiamo avuto una richiesta ancora superiore rispetto a quelle che erano le nostre disponibilità. Allora, adesso abbiamo praticamente un'interlocuzione in corso col Ministero della Salute che ci ha praticamente detto a tutte le regioni di avere a disposizione del vaccino antinfluenzale proprio per l'utilizzo in età pediatrica dai 6 mesi ai 18 anni. Noi ne abbiamo richiesto 50.000 dosi, pertanto speriamo di poter rispondere sia a quella fascia di età per cui dai 6 mesi a 6 anni, per cui l'abbiamo inserita nell'offerta attiva e gratuita, ma anche poi eventualmente per le altre fasce di età fino ai 18 anni. Per quanto riguarda invece il vaccino quadrivalente, che è quello che si utilizza per tutti i soggetti anche di età superiore, abbiamo chiesto all'azienda di poterci dare quel 20% che avevamo prenotato, quindi sarebbero altre 80.000 dosi.